Nei centri più colpiti, Albarella, l'isola, ci entriamo per vedere i danni che può aver fatto questo tremendo evento atmosferico. Passiamo sul porto. Qui siamo all'entrata del porto di Albarella, vedete che molte macchine parcheggiate sono state colpite da questi alberi che sono caduti a centinaia, non a decine. Come ripetiamo, fortunatamente nessun ferito, c'era la preoccupazione per un disperso, ma preoccupazione rientrata in mattinata. Siamo all'interno dell'isola di Albarella, ringraziando la direzione che ci ha permesso di fare queste riprese. Passiamo sotto la torre idrica e decisamente è stata molto colpita quest'isola. Adesso sono le 16 del giorno dopo, the day after, il giorno dopo una specie di ciclone che si è abbattuto appunto sul Polesine. Però dobbiamo dire che le strade sono già sgombere, ci sono decine di squadre che stanno pulendo le strade, tagliando i rami che si sono abbattuti, e quindi decisamente penso che entro domani sarà ripristinato il normale assetto dell'isola. Adesso proseguiamo, qua siamo appunto nella via principale sotto la torre idrica. Siamo al Teatro Tenda, completamente distrutto, forse una delle parti più colpite dell'isola. Comunque c'è da dire che la vita continua, tanti turisti, i turisti hanno già ripreso le loro attività ludiche giustamente, e come ripetiamo decine di squadre. Io penso che fra un paio di giorni tutto ritornerà alla normalità, nonostante le decine, forse centinaia di alberi sradicati. Day after decisamente laborioso, abbiamo visto decine di squadre per ripristinare l'isola nel suo massimo splendore, e comunque complimenti a tutti quelli che si stanno muovendo, organizzando per ripristinare appunto i danni che sono stati subiti da questo evento atmosferico straordinario ed eccezionale. A memoria d'uomo nessuno ricorda una potenza, una forza di questo tipo da parte appunto degli agenti atmosferici. E da Leandro Maggi è stato un piacere. Ciao a tutti!